di carabinieri uccisi nell'esplosione innescata con il gas dai 3 fratelli che a Casteld'Azzano si opponevano allo sgombero della loro casa. 25 feriti, le voci dei testimoni, un boato. Franco Dino e Maria Luisa Ramponi arrestati per omicidio volontario premeditato. L'accusa potrebbe diventare strage. Un anno fa il precedente. La donna raccontava: abbiamo riempito la casa di gas. Marco Piffari, prima di diventare comandante del Sosso di Mestre, era stato per 4 anni in servizio alla caserma dei Carabinieri di Zero Branco. Qui, come a Tre Baseleghe e a Mestre, l'emozione è forte. Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo. Colpo di scena nel processo a Filippo Turetta. Il 23enne ha inviato una lettera ai giudici in cui comunica di non volere sconti di pena per aver ucciso Giulia Cecchettin. Incendio a bordo di un'imbarcazione per trasporto merci attraccata in Canal Grande a San Silvestro. Momenti di apprensione, ma l'incendio è stato circoscritto e quindi domato senza che ci fossero gravi conseguenze. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali che si apre con la cronaca che ci porta nel veronese. Abbiamo seguito sin dalle prime ore di questa mattina la strage a Casteld'Azzano, la tragedia, la morte di 3 carabinieri finiti nella trappola letale di 3 fratelli che hanno fatto esplodere il loro casolare soggetto a sgombero. Sono accusati di omicidio premeditato, ma non si esclude la strage, shock e cordoglio in tutta Italia. Un gesto assolutamente folle. I nostri carabinieri stavano guadagnando l'accesso all'abitazione e mentre salivano per le scale sono stati colpiti da questa fortissima esplosione causata dalla deflagrazione di una bombola di gas. La deflagrazione è stata causata dalla donna che con un accendino ha dato fuoco alla bombola di gas già accesa, provocando appunto l'esplosione che ha colpito a pieno i nostri militari, causando poi un triste bollettino che abbiamo 3 militari deceduti. È il comandante provinciale dell'Arma di Verona a ricostruire gli ultimi istanti di vita dei 3 carabinieri morti nell'esplosione di via San Martino a Casteld'Azzano, zona sud di Verona, dove erano in corso, e non era la prima volta, una procedura di sgombero e una di perquisizione, un'irruzione programmata da giorni. In campo c'era una task force di uomini e mezzi specializzata in attività di questo tipo. Sono da poco passate le 3 di notte quando il casolare abitato dai fratelli Ramponi, Franco, Dino, Maria Luisa, tutti sessantenni, diventa una trappola mortale per il luogotenente carica speciale Marco Piffari, il brigadiere capo qualifica speciale Valerio Daprà, il carabiniere scelto Davide Bernardello, 56 anni i primi 2, 36 il terzo, tutti e 3 inghiottiti in pochi attimi nell'implosione della casa trasformata in una Santa Barbara. Anche dalla visione che avevamo fatto precedentemente con dei droni abbiamo visto che sul tetto c'erano una serie di bottiglie Molotov, quindi c'era il concreto pericolo che ci potessero essere armi esplosive all'interno. C'erano delle Molotov all'interno della stanza da cui è partito l'esplosione. Esplosione che ha squarciato il cuore della notte di Casteld'Azzano sotto shock i residenti e i vicini di casa. Mi sono svegliato di sobbalzo perché ho sentito questo boato, questa botta fortissima. Uno può aspettarsi una cosa del genere, vero? Cioè è sovrumano per una casa comunque di campagna diroccata che io posso capire l'attaccamento e tutto quanto alla proprietà, però organizzare un assalto vero e proprio, questo qui sembrava proprio che li aspettassero, li aspettavano, a dire la verità. Quel voto lì credevo che fosse temporale, pensati, con ancora le gambe che trema. Mentre viene constatato il decesso dei 3 carabinieri, la macchina dei soccorsi si mette in moto per i feriti, mobilitata l'intera rete degli ospedali veronesi. Tra i codici rossi c'è la stessa Maria Luisa Ramponi, i 2 fratelli vengono invece catturati in successione, prima Dino, poi Franco. La donna era all'interno dell'abitazione mentre i 2 fratelli erano in un cortile e alla nostra vista sono subito fuggiti, ma sono stati catturati, mentre poi la donna è quella che ha fatto appunto esplodere la bombola. Il terzo fratello, quello che è stato catturato per ultimo, dove l'avete trovato? Sì, lì nei dintorni della zona, sempre in aperta campagna. L'ipotesi iniziale per tutti e 3 è di omicidio volontario plurimo premeditato in concorso, ma il titolo di reato potrebbe tramutarsi in quello di strage. La dinamica potrebbe far ricondurre a questo tipo di delitto, assolutamente. In via San Martino in pochi trovano le parole, davanti le macerie c'è solo incredulità. Questa è una cosa tremenda, perché far morire 3 carabinieri così nel loro lavoro è disumano proprio. Per i carabinieri è terribile.
Ma era da un anno che a Castel d'Azzano si registravano tensioni e minacce. La vicenda è molto complessa, diciamo che c'è un'esecuzione immobiliare dietro a questa storia, un'esecuzione immobiliare molto sofferta e molto lunga, ci sono state minacce molto forti. Un'escalation, quella dei fratelli Ramponi, fatta di controversie e azioni eclatanti. Sul posto della tragedia è il procuratore di Verona Raffaele Tito a confermare come in via San Martino al momento della tragedia si stesse procedendo con un'azione mirata e pianificata. Noi avevamo, grazie ai carabinieri, delle fotografie di bottiglie Molotov sul tetto, e lui ha detto che si sarebbe fatto esplodere, e quindi noi abbiamo ho delegato una perquisizione per cercare di capire se effettivamente queste bottiglie erano vere oppure no. Minacce di farsi esplodere erano state pronunciate nell'ottobre dell'anno scorso in occasione di un primo sgombero. Poi a novembre i fratelli erano saliti sul tetto, come documenta questo video del Corriere.tv. A parlare in quell'occasione era stata la stessa Maria Luisa, la donna accusata di aver innescato l'esplosione letale costata la vita ai 3 carabinieri. Il suo era stato un vero e proprio j'accuse. 5 anni che lottiamo con avvocati che si sono venduti, ci hanno rovinato, c'è restato solo la casa, anche quella ci vogliono portare via. Queste dunque le dichiarazioni rilasciate al Corriere, che ora hanno un peso specifico. La famiglia, che in passato avrebbe gestito anche un'attività nel Mantovano, stava attraversando anni di estrema difficoltà. Non solo, uno dei fratelli doveva anche far fronte a delle spese legali dopo aver causato con il suo trattore 13 anni fa un incidente mortale. Li vedevo quando passavo in bicicletta, che accudivano lì il bestiame, ma si vedeva che era in uno stato pietoso, insomma, tutti sporchi, tutti, non so come faceva a vivere, tra l'altro. Lavoravano spesso di notte i fratelli Dino e Franco Ramponi, mentre Maria Luisa stava prevalentemente in quel casolare che non abbandonava mai. Loro erano in attesa dei servizi sociali, capisci? Erano in attesa di una casa, però loro non volevano un appartamento, loro volevano, diciamo, un rudere con la stalla per le mucche. Bestiame che nelle scorse ore è stato portato via mentre sono proseguite le operazioni di bonifica delle bombole e delle Molotov ritrovate, fatte brillare nel pomeriggio. Quella di Castel d'Azzano è una tragedia, ma non è un fatto imprevedibile. Ogni carabiniere ogni giorno sa che potrà accadere. La nota di Pianeta Sindacale Carabinieri. Intanto in paese qualcuno fa intendere che la tragedia era in qualche modo annunciata. Poteva anche succedere, perché sai, quando delle persone non hanno più niente da perdere. Era gente che non voleva affari con nessuno. Più che mi dispiace sono quelle 3 famiglie lì. Commozione che accomuna tutti, residenti e operatori. Lo stesso procuratore non riesce a nascondere la sua emozione. Sono abbastanza vecchietto, devo dire che una cosa che mi ha colpito moltissimo è stata vedere carabinieri in divisa con il lenzuolo sopra, sulla faccia. Questa è stata la cosa che più mi ha colpito questa sera e devo dire che mi vengono quasi le lacrime agli occhi. E tra Trebaseleghe, Mestre, Zero Branco e Grande il dolore per la scomparsa di Marco Piffari, una delle vittime di Castel d'Azzano. L'episodio su cui adesso si sta cercando di far luce, le cause di questa esplosione sono quanto di più lontano uno si immaginerebbe, immagino al mattino quando esce di casa per andare a compiere il proprio lavoro, il proprio mestiere. Ogni giorno, insomma, io ho la fortuna di poter parlare con i ragazzi della stazione Carabinieri qua di Zero, ma come qualsiasi altro carabiniere, come qualsiasi altra forza dell'ordine, e credo che ognuno abbia l'obiettivo di fare al meglio il proprio lavoro, ma di tornare a casa alle proprie famiglie la sera. Quindi episodi come questo sconvolgono e lasciano un vuoto incolmabile. Non riesce a trattenere la commozione il sindaco Durighetto pensando al sacrificio di Valerio Daprà, Davide Bernardello e Marco Piffari, morti nell'esplosione del casolare a Castel d'Azzano. Piffari, 56 anni, qui a Zero Branco lo ricordano bene e con grande affetto. Dal 2008 al 2012 era stato maresciallo nella caserma di Via Verga, dove per un
periodo aveva anche ricoperto l'incarico di vicecomandante. Originario di Taranto, si era trasferito nel bresciano con la famiglia. Nel 1987 si era arruolato nell'Arma. Era separato e non aveva figli. Da una ventina d'anni viveva a Trebaseleghe, in provincia di Padova. Dopo la perdita, qualche tempo fa, della madre, aveva instaurato un forte legame con i suoi vicini. Come un figlio per noi, ecco. Vi posso dire che è l'uomo più buono del mondo, sensibile, amante di tutte le cose belle, dalle piante ai gattini che ne ha 5 o 6, uno più bello dell'altro, amante della casa. Ironico, allegro, pronto ad aiutare quando c'erano lavori da fare, così qui ricordano Marco, che sarebbe dovuto partire in missione, ma il destino ha deciso diversamente. Domenica l'ultima volta che la vicina lo ha visto. E ha detto: come mai sei triste? Ha detto: dovevo partire per il Libano e invece ha detto: purtroppo parte un'altra persona al posto mio. Quindi se fosse partito per il Libano non saremmo qui adesso? Sarebbe morto, di sicuro, quello sì. Ed era anche contento della partenza. Il dolore che si respira tra i Trebaseleghe è lo stesso che avvolge la caserma di Zero Branco, il ricordo dei suoi ex colleghi affidato alle parole del sindaco. Alcuni di loro, tra cui il comandante, insomma, aveva anche lavorato e operato assieme a lui, quindi anche qui appunto il riconoscimento e il cordoglio che naturalmente ha sconvolto tutta la stazione, ma dall'altra parte anche però il ricordo di una persona eccezionale, un collega come mi è stato riferito appunto il comandante, un collega eccellente. Marco Piffari era a comando della squadra operativa a supporto del battaglione mobile di Mestre, reparto speciale che ha il compito di intervenire il più rapidamente possibile in caso di situazioni ad alto rischio, proprio come quella per la quale era stato chiamato con i suoi colleghi a Casteldazzano. Da Trebaseleghe a Zero Branco, chi ha conosciuto Piffari oggi lo ricorda non solo per il suo impegno in divisa, ma anche e soprattutto per l'aspetto umano che gli aveva permesso di creare nel comune trevigiano un rapporto speciale con la comunità. Purtroppo si tende sempre, come dire, a ricordare in maniera eccessivamente positiva una persona. Ecco, in questo caso invece la persona meritava il valore non solo del professionista e del carabinieri, ma soprattutto quello umano è emerso in queste ore in maniera importante. E nel giorno dei funerali di Stato dei 3 militari morti a Casteldazzano ci sarà lutto nazionale. Noi voltiamo pagina, colpo di scena nel processo a Filippo Turetta. Il 23enne di Torreglia ha inviato una lettera ai giudici in cui comunica di non volere sconti di pena per aver ucciso Giulia Cecchettin. Rinuncio all'appello e accetto l'ergastolo. Voglio pagare interamente per aver ucciso Giulia Cecchettin. Sono le parole giunte agli uffici giudiziari di Tribunale e Corte d'Appello di Venezia, scritte in una lettera firmata da Filippo Turetta, il 23enne di Torreglia condannato all'ergastolo per il femminicidio di Giulia Cecchettin e detenuto nel carcere di Montorio a Verona dal 25 novembre 2023. Nella lettera in cui rinuncia all'appello, Turetta parlerebbe di un sincero pentimento, concludendo appunto di voler rinunciare e pagare fino in fondo per quello che ha fatto. Un colpo di scena dopo che i suoi difensori Giovanni Caruso e Monica Cornaviera avevano provato a escludere la premeditazione, riconosciuta dai giudici di primo grado proprio nel tentativo di evitare l'ergastolo. La Procura della Repubblica aveva impugnato la sentenza chiedendo il riconoscimento delle aggravanti di crudeltà e dello stalking. Lo scorso agosto Turetta è stato aggredito in carcere da un detenuto cinquantenne, poi trasferito in un altro penitenziario. Nelle scorse settimane, di fronte alla possibile richiesta di giustizia riparativa da parte di Turetta, il papà di Giulia, Gino Cecchettin, aveva dichiarato di ritenerla strumentale. Le motivazioni dietro la decisione del 23enne di Torreglia potrebbero derivare sia da questa dichiarazione che dall'atmosfera ostile che lo circonda, dall'attacco in carcere alle intimidazioni ricevute. Il processo d'appello sarebbe previsto per il prossimo 14 novembre. L'incendio scoppiato a bordo di un'imbarcazione per trasporto merci attraccata in Canal Grande a San Silvestro, momenti di apprensione, l'intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e quando i ritocchi delle capanne hanno battuto al mezzogiorno a testimoniare l'incendio scoppiato su un'imbarcazione per il trasporto merci è rimasta solo la carcassa annerita della cabina, unica conseguenza di un rogo circoscritto subito senza conseguenze per cose o persone. Uno scenario completamente diverso dallo stato d'animo che si è respirato
respirato in città fino a poco prima, quando l'incubo di un incendio nel cuore di Venezia si era improvvisamente materializzato con l'avanzare di una densa coltre di fumo nero. Avvolta dalle fiamme come una pira, la cabina dell'imbarcazione è bruciata in Canal Grande, a pochi metri dalla riva e da un pontile della CTV, ma come detto, insomma, lo vedete, questo fumo nero poi è stato presto arginato dai vigili del fuoco, che hanno evitato conseguenze peggiori. È davvero tutto per questa edizione, ora la sigla e le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, buona serata.